deciso di scrivere al ministro Franceschini per chiedere il suo autorevole intervento, che a questo punto deve esserci, deve alzare la voce all'interno del Consiglio dei Ministri per difendere il comparto turistico. L'assessore regionale Canera ha raccolto il grido d'allarme delle associazioni di categoria legate al turismo e ha deciso di chiedere un intervento forte al ministro Franceschini, che ha già sul tavolo le istanze elaborate dalla Commissione Turismo della Conferenza delle Regioni. Tra queste ce n'è una in particolare che Canera ritiene sia da prendere in considerazione, ovvero un bonus fiscale per tutte quelle famiglie che decideranno di trascorrere le vacanze in Italia. La proposta di detrarre dalle tasse le spese che si faranno per le vacanze in Italia credo sia comunque, guardi, forse non risolve il problema, però è un segnale di fiducia anche che diamo ai nostri operatori per ripartire. Il Veneto dunque chiede una ferma presa di posizione per garantire al turismo un rilancio dopo un periodo profondamente difficile. Io gli ho detto nella lettera esattamente, gradirei che tu mettessi la stessa energia che hai messo per il mondo della cultura anche per il mondo del turismo. Ricordo che nell'ultimo decreto di PCM, diciamo, era inserito un capitolo per la cultura. Mi va bene un capitolo specifico per la cultura, però avremmo gradito un capitolo specifico anche per il turismo, perché la cultura senza turismo purtroppo rischia di non avere il veicolo di promozione.